innanzitutto per il passaggio del turno, non era scontato. Il rischio è che la sua squadra potesse prendere sotto gamba il match odierno, cosa che non è successa. Infatti la squadra è riuscita a superare il turno grazie a questo pareggio 1-1 nel campo dell'Oratorio Marineo e sembra non aver patito particolarmente gli attacchi ospiti. Un suo giudizio sulla prestazione dei suoi ragazzi oggi? Abbiamo perso un po' di tempo per entrare in partita, poi ci siamo entrati, siamo stati bravi a fare gol in contropiede con Ivan Lavardera. Siamo arrivati 2 o 3 volte a tu per tu col portiere loro, con Federico Matera che è stato sfortunato a non fare gol. Quindi sicuramente c'è da lavorare, c'è da migliorare, soprattutto per il gol preso. Abbiamo peccato forse di leziosità e quindi ci sta appunto per rimediare in settimana e prepararci per la prima di campionato. La sensazione è che ha tra le mani una squadra molto forte per la categoria, con giocatori possenti, di statura e che potranno giocare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, sì. Anche perché la scorsa stagione ben 2 squadre tra le neopromosse erano nel girone A di eccellenza. Quest'anno il Misilmeri potrebbe essere una tra le favorite per la promozione in Serie D? È un parolone questo, perché noi come fisicità abbiamo, come dicevi prima, i due nostri centrali, Costantino e Mancuso. Tra l'altro ora Alberto Costantino mancherà le prime 3 giornate di campionato, quindi troveremo delle alternative per sopperire a questa mancanza. Tra l'altro oggi a proposito di mancanze, oggi mancavano Raimondo Lucera e Salvatore Pastorella, che per noi sono giocatori importantissimi. Li abbiamo tutelati in virtù appunto dell'inizio del campionato e quindi dire che siamo una tra le ipotetiche vincitrici non mi sento dire questo. Mi sento di dire che è un ottimo gruppo di ragazzi, un ottimo gruppo di giocatori. La società ha fatto degli acquisti mirati per cercare di dare un'identità di gioco a questa squadra. Noi vivremo di giornata in giornata, quindi dando tutto, dando il massimo, ma rispettando i nostri tifosi che sono sempre presenti e sono il 12° uomo in più per noi. E proprio a proposito di società e a proposito di calciomercato è stata allestita una squadra che vede un bel mix tra giovani ed esperti, e questa potrebbe essere un'arma in più in vista del prossimo campionato, il fatto di poter comunque avere a che fare con poter contare su dei giovani molto interessanti che sono stati selezionati molto accuratamente dalla dirigenza. I giovani l'anno scorso hanno fatto un'impresa vincendo il titolo regionale con la Juniores, quindi siamo contentissimi di questo mix. I giovani devono fare tesoro dei consigli dai grandi e poi bisogna che si crei un gruppo senza fare questa distinzione. Come base di età media il gruppo è giovane tutto, quindi siamo contenti degli under che abbiamo. Lo stanno dimostrando, quindi ci alleniamo bene, i grandi appunto sanno dare le giuste indicazioni quando c'è da darle ai giovani, e i giovani li ascoltano volentieri.